Sì, anche sì. Allora, l'Alessia mi suggerisce di fare appello alle moderne tecnologie per tradurre Botui dal linguaggio latino scientifico all'italiano, no? L'italiano volgare, l'italiano borghese. Allora, non so, proviamo con Google. Ok, Google. Ascolta, ma cos'è che vuol dire Botui in italiano? Il tutolo è la parte della spiga del mais dove sono fissate le cariossidi. Il tutolo? Ecco, fate prima Alessia che me Google Now qua. Devo anche premere rec, buono cazzo. Comunque volevo dire, dopo una bella partitata a tennis che è durata più o meno tutta la mattina, no? Adesso siamo qua in ristorante. Ristorante, vista parchetto, dove c'è un CP che mangia l'ananas, che gli piace l'ananas. E vabbè, visto che siccome io sono pieno, l'ananas me lo finisce il CP. Che buono questo ananas. È un buon ananas. Maturo al punto giusto, sì, e a noi ci piace, molto buono, succoso, dolce, che fanno anche le crocchette, mi diceva l'Alessia, a base di ananas, sì, ma non ananasarmi tutto il camper, cane. E sono partite anche le mie casse, sei felice cane che sono partite le mie casse? Frega niente cane. Scivetti quelle bave, va. Pausa 2 secondi. Buongiorno Italia, sono in Brusa, no? Domani è il primo giorno di diciamo raduno, che alla fine insomma è solo un piccolo incontro fra alcuni di noi che potevano venire. Mi dispiace perché la maggior parte poteva il 2 febbraio. Il 2 febbraio c'era cacao, nel senso c'era il disastro di tempo meteorologico e pertanto abbiamo spostato a questo sabato 8 febbraio, no? Tanto io sono arrivato qui tipo già giovedì sera, che così mi sono caricato l'acqua abusivamente, non qui ma in giro, e mi sono scelto il posto che volevo. Sì, certo che c'era l'imbarazzo della scelta per i posti, però CP ha scelto quel parcheggio lì, vero CP? Tu hai detto io mi parcheggio lì? Va bene, dai. E c'è sta qua Puretta che fa scuola guida di continuo, però vabbè dai, Tasi che è anche brava a guidare perché mi fa sempre il terrore, cioè uno che fa scuola guida che ronza intorno al mio camper, non so, è come un pedofilo fuori dall'asilo. che mi fa anche tenerezza sta cosa, no? Perché è lì che sta imparando a guidare col nonno, no? Cioè le suo nonno che gli insegna. E giustamente qua passa 5.000 giri, ti senti, e i nonni guida così. Vabbè dai, andiamo a buttare le scoazze, no? Però guarda te, se uno dice aspetta che vado un po' col wild in anticipo, no? Per stare io e solo col mio CP e avere un po' di paura dei cinghiali, no? Perché in fondo a volte certe paure sono anche emozionanti, sono divertenti, no? E invece no, ad aver paura della tipa che fa scuola guida qua, e vabbè avanti. Guarda, qui sono passati con cavallo, perché è bellissimo andare in spiaggia in Brusa con cavallo, figata. Ecco, vedi, adesso fino a questo pomeriggio sera io sono qui da solo, no? Col sole che mi sbatte in occhi direttamente. E stavo già iniziando a pensare, no? Riflettiamoci un attimo su come ci comportiamo. Cosa faccio adesso? Mi monto dei video, faccio quello, faccio quell'altro, sbagliatissimo, sbagliatissimo, questa è una cosa che noi non ci rendiamo conto, ma è molto stressante, è molto affaticante. Ovviamente non parlo di una normale giornata, ma in una giornata in cui tu vuoi riposarti, vuoi rilassarti, no? Quindi per cui non pensare assolutamente a cosa devi fare, perché ti proponi o a volte ti forzi cose che in realtà non vuoi. Semplicemente non devi pensare a nulla e pian piano ti verrà la vera voglia di fare quello che realmente vuoi fare, che può essere fare la passeggiata, può essere andare in riva al mare, può essere montare i video, può essere far pulizie di casa, può essere qualsiasi cosa. È proprio quando tu non percepisci quella voglia, quel desiderio, quell'attrazione, quel richiamo, che allora la tua mente inizia a mettersi davanti e a dirti, a proporti le varie alternative, le varie soluzioni da scegliere. Questo quando ci sono appunto questi momenti, diciamo, di vuoto, di stallo decisionale, dove tu effettivamente ancora non sai cosa fare. Allora apprezza anche questo non saper cosa fare, tanto non durerà molto. Ok, se arriva un camper scarosso, non so se è uno di quelli del raduno. No, non credo, va a parcheggiarsi là. È un Granduca tipo il mio? Ara? Se è un Granduca come quello del Singano, più o meno, insomma.
Campo rom inizializzato, pannellino solare portatile steso come i panni ad asciugare, yeah. Se ne vanno già via quelli col camper o si girano di qua? No, se va via. Ha visto il singano qua, ha detto aspetta no, sto qua è proprio un rom, aspetta che andiamo via. Invece no, sono singano nostrano. Si sono spostati là all'entrata o stanno cercando l'acqua, non so, che però qua non c'è, nel periodo invernale staccano proprio il rubinetto. Guarda, pecora qua, pecora. Qualche detta tra noi sarei tornato a letto, sì. Perché, digli CP, da una parte sta nascendo un po' la voglia di fare un giretto in bici, ma dall'altra, qua così, col sole che bacia anche i brutti, grazie sole, di questa tua clemenza. No, perché di solito si dice che il sole bacia i belli, ma se no mi bacia anche a me, guarda qua, Accampamento Rom Step 2, le ciotole del CP fuori dal camper. Step 3, il gradino aperto. E step 1 qual era? Boh, vabbè. Step 4, porta aperta. Step 5, la roba attaccata più o meno come in biancheria, no, avevo già detto prima. Step 6, cioè proprio sta faccia qua. Step 7, la bici posizionata stanziale lì col lucchetto. E basta, ho finito gli step, mentre vedi là, no? Qua c'era una specie di area picnic, no? C'erano gli alberelli, potevo attaccare la maca e tutto quanto. Era più comodo mettere il camper lì. Adesso so neanche se spostarlo o no, perché avevo messo tutti gli oscuranti, porca miseria. E che c'ho sti signori qua con l'Audi nera, vedi che si sono posizionati là e non scendono. Io non so se stanno aspettando che andiamo avanti per ciularci nella nostra villa. Comunque no, gli altri del camper invece si sono messi in tanta mona perché avevano i cagnolini, no? Giustamente c'è anche il CP libero, hanno detto aspetta ci mettiamo di là che li facciamo correre, no? Non so se è gente del raduno, non credo perché avevo detto sabato e domenica, oggi è venerdì mattina. Allora, il primo tour è già in arrivo, arriva da Vigevano con un'arca, cioè si è fatto 400 km per venire qui al raduno. Non so adesso se iniziare a fare il video del raduno oppure no, anche perché insomma manca un giorno, a parte che non c'è un copione o un qualcosa, cioè perché ti ho detto è semplicemente un incontro fra di noi, perché amici, gente della zona ci si diceva sempre ci dobbiamo trovare, e allora abbiamo detto ma sì, facciamo tutti assieme, no? Cioè già che ci siamo, poi magari ci ritroviamo anche altre volte, però facciamo una radunata tutti insieme, soprattutto in questo bel posto che è estremamente comodo, in più è anche bellissimo. Eccolo che è arrivato. Eccolo qua, già in arrivo il primo, con giorno in anticipo. E ora aspetta, iniziamo già il video della brusa, ma non lo so, va bene dai. Allora, siamo già qua col primo tu che è Giorgio e consorte che è già qua che ci spignata, la salutiamo dopo, no? E Giorgio viene? Vigevano. 400 km per venire qua in Brusa? Vabbè, ma il posto saprà ricompensarlo. E mi ha portato anche la colazione, ce lo vorrei dire. È arrivato anche il secondo tour da Milano e sono qua, vedi, su impegnati che parlano di robe camperiste. Cioè, parlerà mia de gnocca. No, parla del camper, guarda. Amore mio, questa sei bella! Questa sei bella! Oh, il raduno deve ancora iniziare, inizia domani, abbiamo già fatto un campo rom pazzesco. Ecco, adesso secondo noi qua c'è un camper enorme, deve esserla ben. Mentre là vedi, campo rom preallestito già col fuocchetto, no? Ci vuole. Ma che simpatica con le luci così, vengo sfocato però. Tosati comunque è arrivata anche la Ben, che è questa. No, aspetta, eccola là, fermo. Questa qui, quella col dito nel naso, eccola là. Quella, non so, stavo provando tipo quelli che fanno con la Torre Eiffel le robe, no? E abbiamo già allestito il nostro bel campo rom, che è già venerdì. C'è anche un altro camper là, no? È che non so se è un tu, no? Uno arrivato per il raduno. Quindi sarebbe anche una figura di merda che io vado là, gli busso, gli dico Tosati, sei qua? E loro ti rispondono, allora che cazzo me ne frega? Cioè, capito? Il campo rom inizia a essere sempre più rom. Tavolini, seggioline, e quindi puoi immaginare, cioè tipo spassa la pula adesso e fanno no il culo di più. No, taglia sta scena qua del culo.
Allora, questi delinquenti qua, tutti, sono quelli che mi hanno alcolizzato qua, esatto, che io ero il bravo ragazzo, arrivato qua e niente, mi ha portato sulla cattiva strada. Non ero neanche veneto, cioè sono diventato veneto adesso. Assimilato. I've tried to warn you with logic impossible. No, ma cazzo, ti sei perso la scena che la ben si è calata i pantaloni, no, ti sei perso questa scena qua, adesso la vedi invece che spacca le legne, no? Cioè siamo ritornati ai mestieri domestici primitivi, no? Dove le donne ti spaccavano le legne, hai capito? E dopo le portavano tutte in groppa. L'uomo, tranquillo, dietro, con la sigaretta fatta con le bucce delle pannocchie, le seguiva e controllava la situazione. Cioè, è sempre il venerdì, già il campo rom da paura, in più arriva anche a Mario, vemo anche a Mario per strada, ti ricordi Mario? Quello che ti ha svegliato dolcemente, no, del prima mattina. E se lui? I've tried to warn you with logic impart basic science and truth.